Bardolino per me è un sogno, è un ambiente fantastico, è una perla. È il posto innanzitutto dove sono nata e l'ho visto svilupparsi negli anni e sa dare tante emozioni, non solo a chi ci visita, ma sa stupire anche noi abitanti, perché non è mai uguale, perché ogni giorno, ogni tramonto, ogni alba, che ultimamente ho il piacere anche di assaporare quelle, non è mai uguale alle altre. Lavorare sul mio territorio è un privilegio che non possono avere tutti e io ne sono molto entusiasta, vuol dire saper mettere in evidenza quelle che sono le bellezze del paese e farle conoscere a tutti coloro che vengono a visitare Bardolino. La prima cosa che vorrei che chi viene a visitare il nostro paese, Bardolino, si portasse via è che potesse percepire l'amore e la dedizione che le persone mettono nel mantenere bella una cosa che abbiamo avuto la fortuna di ricevere già come tale. Per me essere accoglienti significa accompagnare il nostro ospite in un viaggio di esperienze e di conoscenza di tutto il territorio, dal lungolago all'entroterra, perché mai come in questi ultimi anni c'è stato un incremento e uno sviluppo del territorio anche sulle nostre colline. E c'è la possibilità di ammirare delle viste mozzafiato, c'è la possibilità di apprezzare il lavoro che fanno le cantine, che fanno gli agricoltori, che fanno anche i piccoli ristoratori, tutto proprio per mettere in evidenza quello che è poi il nostro lavoro principe, che è il nostro prodotto naturale, l'olio e il nostro vino, il vino e poi l'olio, ecco. Insomma, Bardolino è una perla e guai chi me la tocca.